Vieni qua. Non c'ha tutto l'uomo che americano. C'è un patto di sangue. Se capi che gioca facesti, e per la stima di cui ti conosci, cagliate la nostra stima. Se tu tradisci a uno, mi tradisci a tutte quante. Giuri di dedicare il corpo, anima e sangue a questa famiglia. Sì. Benvenuto, Enzo. Enzo, benvenuto. Benvenuto, Damogli una vasata. Ah, salute. Salute. 1906, un altro anno è passato. Quindi un anno da affiliato. Un anno da mafioso. La difesa siciliana. Tale H che c'è? Siamo rinciampiti in mezzo e in mezzo a una volta a mezza. Ma chi sto sicuro caro? Sicuro. Oggi camminiamo là dove un fiume tutto il tempo. Come mi dissero di fare? Minchia, sento un feto. Oh Enzo, una magliere. Se vai io come venite? Ti baratti. Te l'avevi detto di non esagerare ieri. È bellissimo questo bosco. Incazzare a tuo zio, che resti tempo a passare i pensieri. È da cussere quando spadaro s'accattò i potere rodovici. E tu chi ce ne fu? E spadaro si piglia piccio per tutti, satano tutte cose. E ti ricivulazza ai due ai soldi diventa difficile, nessuno se l'aspettava. Oh! E da macchina di Don Galan. E minchia ci fa dopo casallo di scarpe buone? Picciotti. Inelegante in ritardo, come sempre. Usaccio non ci sei niente, tu Enzo. Non ti ci mettere pure tu a scassare ma la minchia. Ragione c'hai. Chi devo compito tuo zio? Siete lui, ma monè. Leo, che ci fu? Forse un'idea ce l'hai. Che idea? Aspetta. Ma che siamo vestiti eleganti. Si vede che siamo saliti di livello. Morisci che minchia fu. Avessi stato puntuale. Vediamo cosa è successo. Oh. Oh, tale tutti scemoni te l'aveva data in vetaro. Allora? Che ci facciamo qua? Cosa c'è lì dentro? E quando Spataro si pigliò a Perrera, travaglia assai. Vai ai guaide, comandai sindacate, saccatte le vuote. Si sta rosicando tutto come un socio. Questa cosa non la mappi in mettere, è chiaro? C'è assai tensione, vero, ma una guerra non è una cosa che potremo fare ora. E che sono poi al piano? Una cosa che riguarda i nostri famiglie, Una cosa che facciamo per il nostro futuro. Ci fossero assai pazienza e magari assai foittona, ma ora cominciamo a vedere i frutti. Ogni settimana vengono navi da America, E ogni settimana si raccogliono. Vanno e vengono direttamente da Empire Bay e sta cosa mi approfittare più forza. Se ci rinescemo, siamo pace con Spadaro e ci potremo rispondere senza problemi. Lira con lira. Oh, badda con badda. Ok. O vino, già veniamo all'Italia. Perché in America? Bella domanda. Ma gli amici nostri della Grande America hanno gusti particolari, direi. Di qua. Venite. Ergo gli americani non capiscono un cazzo.
E che cos'è questo? Chi sta cos'è? Una pressa per stampare banconote. Ecco. Ufficialmente si sfasciò tra i boitelli dei colonie in Africa orientale, ma al contrario del governatore, chissà si salvò. Volete stampare picciole? Per l'americano? Se si presenta un'occasione, stiamo a provare. Troppi occhi ci su America e troppi sbirri un neghiè. Un'operazione come questa, capace che finisci prima da cominciare. No, i nostri dollari hanno a venire fuori. Spedizioni controllate, insospettabili. Ma così ne potremo rapire i potti poi mercato da America. Magari non riescono a rintracciare la fonte. Ma siamo sicuri che sono buone? Conoscemmo meglio falsario di tutta Italia e ci addomannammo di preparare per noi altre matrici, ne capemo? Siciliano, a Ferriò per immenso mondo. E so già che non ho mai stato un caso favosi. Arrivò a Canave e Napoli, ma finì in mezzo a una sciarra poi al maro. Uno dei nostri al municipio di San Celeste dice che i sbirri tenono gioaco sott'occhio, ma a fare niente. Prima che Gesciamoniti si adunano quando su temano. Leone, i particolari conosce. Piglia Tasceroe e Sabatello. Insomma, si fa sempre più intrigante la storia, eh? Segui Leo. Amone. E ammoninni. Ma è devono che facciamo scappare o falsare lo commissariato a così, come niente fosse. E Non infatti. possiamo lasciare. Si sta squadrano. Tutto il piano finisce a schifio. Ma tocca improvvisare. Ma tocca improvvisare in un palazzo pieno di sbirri. Ne finisce male, Leo, sicuro. A mai trovare una voce falsare. Ci dici tu a tuo zio. Ci sono voluti mesi per portare il suo cristiano in Sicilia. Lo stanno cercando in tutto il paese. Secondo te che a fare, Leo? So cos'è questi dettagli. Il nostro uomo municipio è a gare. Il due sa perfettamente un misto falsato. Aspetta nella piazza principale di San Celeste. Lo incontri là, Enzo. Ci vai io, Enzo manco sapere da cosa ormai di denti. I guardi ti conoscono. Enzo invece non lo sanno. Ci vai tu. So falsario, un nome ce l'ave. Giuseppe Palminteri. Un vecchio tutti, dice. Come no, un meglio a fare si pigliare. Oh, spottonato. Sono cose che capitano a quel che è. Tu le sai queste cose. Vabbè, ci vai io. Come si chiama il suo cristiano? Non lo sappiamo e non ce ne fotte niente. Senta a me, meglio era così. E come capisci qua? Come hai di denti? Chi barì? Allora niente sa. Appena vede il suo posto se ne torna in carcere che i suoi PR. E che vennero qua? Minchia feto. Non ti pare ovvio? A domandarsi se fosse ovvio. Ma perché non mi risponde per una volta? Perché fa freddo. A cui ci spiace vedere qua. Non ci sono ladri e manco sbirri, nulla. È perfetto. Minchia. Pare che siamo in paradiso. Ah, monè. So che hai il suo mal di denti. È tipo un saluto. Ma minchia, rappresenti e ti indicheremo. Da a indicare gli incisivi. E che minchia sono le incisive? Ma eri già così scemonito quando ci siamo conosciuti? E riente su. E io che te rischi? A moneta indica riente e ci dice oh, hai un riente che mi ammazza. E la posso fare stessa cosa e ti rispondo. Ora io hai un riente camerone. Tutto qua. Lo capisci? Cacciate. Ma perché? Se conosci un mal di denti, sei uno dei nostri. Se uno conosce, sei una voce fetosa. Ne abbiamo giochetti come questo, vecchi come un culo. Tu minchia dall'antica ma sei buono. A così capisce che stai parlando con Cristiano Giusto. Se, ma non mi posso mettere a fare così con quel che non una piazza come un fuoco. Ma quando mai? Il nostro contatto aveva un pagiotto rosso. Chi fa? Passa lo circo. Madonna, ragazzi. Vabbè, mi faccio ridere tutte queste cose su falsario e poi che faccio? Poi ne ragioniamo, ti preoccupare. Minchia chi stai a votare buona cagnetta in carcere? Perché San Celeste mi fanno so carami. Si accura, Enzo. Il loro nuovo capo è uno spietto. Qui c'è assai polizia. Un è cretino. Minchia a posto sei.
Leggisti un nuovo manifesto per la taiga, una piazza. Parli della gara? Minchia sarà bello. Leggevo che avendo un squadra pure dalla Francia, magari dall'America. Mi pare una minchiata. E i piccoli ci piacciono a quelli francesi e americani. No, mi pare una minchiata che sta legge. Dai, siamo dentro la città adesso. Vai, Enzo. Quanto conosco da panciotto rosso. E io hai Oriente che mi ammazza. Lo capivo. Non ti fare incagliare. Ne vedremo al bar quando finisci. Ma sempre io devo lavorare per tutti. Cioè, io non l'ho capito. Guarda che bello. Maddalena, e che ci fai qua, gioia mia? E su quattro, non dove siete? Erano chi di buoni, bestie belle manze. A peggiorare si va. Ha cominciato a dormire fuori che lo pare di lato. Scemonito. Ma così capace capai di chiossà cavalli. I colline su chini assassini. Che bello, sembra una di quelle uscite la domenica dopo il catechismo. E uscivano tutte le persone dalla chiesa. Isabella. Minchia, Isabella c'è. Tale che c'è? Enzo, ti riscavano ricchi. Sono sicura che vi assai che fare. Amoni, Isabella. E Isabella non ci può togliere lo sguardo, eh? Ah, può essere. Un cristiano con un panciotto rosso. Fatto pace, non ci interessa. A tutti i lavori ci piace. Sulla mia Valentina. Fatto, non mi fanno più. Potremmo tagliare. Arancine, ma con i fame fresco. Sì, un fantino ridonto risi, giusto? Se pigliasse che giocavone, ce la regalo io. E, ma raccomando, mi salutassi donna. Oh, grazie. Sicuro. A chi ci sogno? Avresti un cristiano con un panciotto rosso? Ora che mi ci fai pensare, sì. È chi giù da sotto. Ave tutto il giorno che cammina nei bancariette. Ok. E possiamo parlare con tutti. Zippi 10 centesimi, signore. Magari tu in oro. Grazie. Anzi, capace che mi puoi aiutare a una voce maniera. Avresti un cristiano con un panciotto rosso? Mi paresse di no. Mi spiace. Tu sei troppo mertoso. Panciotto rosso. Agli stessi idro. Perdonassi, vi posso aiutare? No, no. Ah, il Sorrente mi sta ammazzando. Ah, il Sorrente mi sta facendo nascere fuori. Ma e che volete? Che minchia mi conta mia? Lasciatemi venire. Ah, signore, mi scusasse. Non è idro. Deve essere qualche navoce. No, vabbè, sono morto. Sono morto. Sono morto. Salutiamo. Che posso fare per vostia? Non sogno capo a cattare niente. Stai cercando un cristiano. Avresti va uno con un panciotto rosso? Ma Guido, da lei sempre non accatta mai. Mi pareva che si voleva fottere qualche cosa. Ah, grazie. Sì, ma non è lui. Quindi sarà qualcun altro. Siete sicuro che non vi posso aiutare? Come stai a questo inquadro? Ma Vediamo se ne troviamo un altro con panciotto rosso. La signora parla con me, la signora non parla con me. Ultime notizie sulla strana morte di Gerolamo Ludovici. I carabinieri non parlano. La caraboniera su tutti i sbirri. Allora, c'è questo qui. Vediamo se è lui. Ah, il Sorrente mi sta facendo bestemmiare. Eh? Ah, quello mio.
Sai io? Ne scendo fuori. Quale riente? Perché? Il meriente? Non so cosa tu capite. No, verica in mare. Un mattino a fare. Sicuro il non cristiano che stai cercando. Non è manco lui. Minchia, ma... Ma che ne sa dei matiente? Salutiamo. Verissimo un cristiano con un panciotto rosso? Perché? Aveva problemi? No, è amico mio. Ma sta parlando di Onofrio? Bevi che sai venire quanto ne venne? Aveva la bancarella da sotto, però non sa se dorme. No, non è io. Grazie a voi stesso. In cerca dello panciotto rosso. Minchia, Isabella c'è. Ma parlare con Isabella, picciotti. Mi scusassero, signorine. Enzo, sempre un piacere. Ma mi namaghiri per fare cose. Speriamo con senne io. Ah, ok, va bene, non vi disturbo più, ho capito. Ma è quello lì? I due? E forse i due. Ah, hai un oriente che mi ammazza. Eppure io hai un dente cameruole. A te stava cercando. Mi puoi aiutare a ciopare un cristiano? Hai stazione di guardia? Sì, potrebbe essere. Amone. So cos'hai. Il Don Torrese è troppo importante. Vieni con me. Oh, finalmente. Ma mi sei essere tu? So che ti sei viva? Un ferrietto. O mio si rompeo. Mace mia, Isabella. Ciao Antonio, non lo sapeva che oggi c'era la chiave. Manco io. Deve essere a casa. E invece, sta lì a un sogno. Manco grazie secondo me. Ok. Ammacciasere. Aspetta, da sotto è un maggiore. Ancora quello. Non è come all'avo. Ok. Quando siamo rincia, non stai con me. Ok. Comunque lui era uno importante, avevamo letto una lettera su di lui. Stai a vedere se trovo un libro, signore. Ma capace che ci mettono un ticchio di tempo. Avevo un problemino. Chi c'è di capire, signore? Va bene. Proprio chi sono? Sì, un libro. Due cristiani che la domandarono dopo la mia. Dobbiamo stargli attaccato. Io non ne saccio niente. Che fantastietto. Calma, ne potremmo parlare, no? Siamo tutti cristiani ragioni. Non c'è niente da parlare, oramai avete deciso una pigliata. Amico, ho terminato il mio lavoro. Dove devo mettere? Quante volte te lo devo dire? Madonna che sono belli gli interni. Madonna mia. Provvedo subito. Ah, ma è... wow. I prigionieri misero da sotto. Rinciocatoio. Ok. Stamattina a Dyer. Guardi. Rincia, Roy. Fuori. Notte che mi dici? Allora, sicuro so che sai ora. Ma boh, vatene, prima che ne vedono. Quindi me ne devo andare. Abbiamo fatto l'appostamento, abbiamo scoperto che forse qui ci dobbiamo arrivare di sera. Allora, cantò. Ancora niente. Non lo possiamo trattenere ancora assai. Ora che Grimaldi ha ritirato la dichiarazione. Scommetto che è colpa di suo frate. E niente che possiamo fare. Senza quella dichiarazione no. Tu bastai a fare conto che tu in libera entrava a fine della settimana. Cose classiche. Madonna, ma la chiesa? La vista frontale della chiesa? Isabella? Madonna Isabella, ma ci stai tormentando però. Già che sto picciotto sta perdendo la testa per te ed è pure in pericolo. Tu che fai di tutto. Valentina Ronne. Ci ha visto a mettere in anticchia. Ci ha domandai ritroveremo un ferrietto nuovo. Chi de caio io non so buone, si rompono continuamente. Sì. Mi mancasti. L'ultima volta ci siamo visti quando ti indisti la vigna. Lo saccio. Ci provavo a allontanare me laute, ma hai un sacco di travaglio.
Naia così assai che manco mi invitai stato a casa per verilla. Poi sto tutto tuo. Si vede che sei uno casa fira. Tu risse che avesse fatto bella figura con tuo padre. Ricca picca, una mammuccia più. Bella assai fosse a crederci. Per ora ma bastasse un invito. Tranquilla, dici puoi tu. E che ho un sogno solo mai, perciò... Se mi fai aspettare ancora assai, vuole dire che mi tocca venire assai presto. No. Ora vattene. I tuoi amici ti stanno aspettando. Ne vedremo, Enzo. Ne vediamo, Isabella. Allora, qui la cosa si fa scottante perché Enzo vuole proporsi a Isabella e quindi cerca il consenso di Don Torrisi, del padre. Secondo me Don Torrisi non accetterà mai il matrimonio tra lui e sua figlia, per il semplice fatto che noi sì, siamo leali alla famiglia e tutte queste cose qua, ma non siamo un signor nessuno. Don Torrisi cerca qualcuno con una posizione elevata, così da rendere la famiglia sua, il suo nome ancora più alto. E questo continuo pressing di Isabella nei confronti di Enzo, con tutto che Enzo sta attento, arriverà il momento che la cosa si capirà, la gente parlerà e quando la gente comincerà a parlare lì uscirà il vero schifio, picciotti. Comanne, tu... Ora no, ma non si sanno mai cos'era la vita. Allora, ripassiamo tutte cose insieme, a così non facciamo minchia. Insomma, addio. Ci sono un ballo se mi si travaglia. In galera vuoi finire? Vuoi fare incazzare tozzi? Amo caputo. Sentiamo. Io e mie picciotte avevamo preparato un diversivo per fare nascere ad amico e alla voce guardia fuori del gioco. E come sei sicuro che funziona? Perché? I cose io buone li faccio. Non ti può sbagliare, fidati. Certo. Una volta che se ne vanno, Enzo ci si rincia e fa nascere uno uomo, aracio, senza fare buona idea. Va bene. Io vi aspetto nella macchina. Cesare, tu tieni d'occhio di fuori. Se vedi che c'è pericolo, dai l'allarme. Se finisce a schifio, lo sai che tocca fare. Ma che minchia è? E dissi ora, vai sta minchiate. Va bene. Ma se tu futtissi miezza città e alla voce miezza ci arrubaissi, non ti può fare a bere de pere. E manco Enzo, se non si vuole fare una ventina ranna a luccia e done. Tranquillo. Non ti pigliare pensieri. Occhio vivo. Lo capisco? Amone. Meglio se ne tagliamo una ciavotta in isciute. Comunque la base sotto, pura poesia. Mezzanotte. E ora qui c'è lo scatafascio. Guardi, i Messina! Iddi ci colpano! Vi ci porto io, alle semone! Amone. Chi stai segnala? Amone. Allora. Qui dobbiamo entrare. Non farti scoprire, minchia. Ah, quanti sono? 3, 4, 5. Quante volte ti hanno mandato qua? Sì, una volta parliamo e due tecca. Dai, distraetevi. Sì, una volta parliamo e due tecca. Grazie, mi facendo diventare in buso. Scusate. Ah, no, dove è? E ti sicuro non può che battito su famiglia. Vita, che ci fai cappone? E che me che era tutto giù boitello? Attaccare i banditi. Ci ho facciato di Messina. Minchia, dove sta sospetto, La Madeira. E ci sei, Come minchia ci vado là dietro ora? Con tutte ste guardie qua. Ok.
No, non voglio attirare la tua attenzione. I gentigliettano i piccioli. Ecco. Allontanati. Cos'è questo gran via vai? E chi minchia ne saccio io? C'è un problema in caserma. O capo sta facendo suota. Che sono anarchici? Tu dici? E sentiamo, Alfano, cos'è esattamente un anarchico? Che aspetto ha? Ah, zitto te, perché tu stai sulla minchia a tutti? Ok, quello si allontana. Perfetto. No, no, no. Ah, mi vedo sempre o meglio. Vai, allontanati. Non vi chiega rosa, fa scendere un capitano. Zitto te! Ma tu sai come chiamare? Teresse zitto te! Ok. Mettiamo là dentro. Questa è la chiave. Te puoi to fuori. L'ornamento. Vai. Grazie, amoni. Lei tu me lasci? Lasci. Lasci pa stampa, pa pressa. Non è inteso parlare. Ora chi sei che a pigliare? Una boissa, sai pigliare quando mi arrestarono. Dai, esci. Esci. E c'è una trinacria là dentro. Quindi, questo l'ho preso. Corta Giuseppe al sicuro. Tu sei buono, non ne te giove. Ah, ne conosciamo? Mi pare che tu conosci mia. Amonin, lì vecchia mano subito. Oh, ma guarda chi è? Quello di Spadaro, il pezzo di merda. Qua non c'è nessuno e qua non c'è nessuno. Andiamo fuori. Sì, sì. Minchia. I lasci i piglio io. Non ne scamo. Sette che aspetta che tu hai. Lo capisci? Come riceto, ne vediamo. Quindi le lastre sono lì. Però sembra non esserci nessuno. Com'è sta cosa che non sembra che non c'è nessuno? Perfetto. Memorandum, promemoria urgente. La raccolta degli esami avverranno venerdì mattina. I nostri colleghi di Napoli arriveranno alle 8 in punto. È vostra responsabilità assicurarvi che tutte le prove da acquisire siano al sicuro nelle nuove cassaforti, come da precedenti istruzioni.
Mi auguro che dopo l'ultima ispezione tutti abbiamo imparato che le informazioni sensibili non vanno lasciate sulla scrivania o nelle aree comuni, è per questo che esiste un sistema di archiviazione. Un'altra ispezione fallita sarà considerata faccenda di estrema gravità. Se avete dubbi sull'archiviazione delle prove o sulla gestione dei documenti, venite a parlarmi di persona, Maggiore ed amico. Pare buono. Mi pare ancora mezzo addormesciuto, Ravino. Muoviti o te la faccio venire lì. Sì, caporale. Mi interessa come vi comportavate in Sardegna. In questa unità, chi non riga dritto se la vede con me. Sono stato chiaro? Sì, caporale. Presentatevi da me dopo il turno di guardia con l'arma pulita e l'atteggiamento giusto, se non volete una brutta nottata. È una promessa. Sì, caporale. Verbale d'arresto, uomo sconosciuto. Corpo reale di polizia, Valle Dorata, pedina penale. Nome sconosciuto, età sconosciuta sulla trentina. Sesso uomo, altezza 1,79 m, capelli castani e occhi azzurri. Reato, possesso di materiali contraffatti. Resistenza all'arresto. Il reo è stato fermato al molo di Porto al Mare alle 8 di sera dell'agente Amelio Barresi. Viaggiava da solo da Napoli. Durante i controlli di rito è stato preso da parte per agevolare la perquisizione della sua valigetta. Il suo rifiuto ha destato sospetti, così come la sua crescente aggressività. Un altro agente, Liborio Fresta, è riuscito ad allentare la tensione. Durante l'esame della valigetta, gli agenti hanno rinvenuto tra gli effetti personali delle lastre da stampa. Le lastre, realizzate con lo scopo di stampare dollari, sono state registrate e saranno conservate in cassaforte fino al ritiro previsto per questa settimana. Quindi adesso c'è la cassaforte, le lastre sono in cassaforte, io devo scassinarla. Quello è da solo. Anche lui. Ok. Vediamo qua che altra lettera c'è. Osservazioni di D'Amico. Sospettati principali. Ruggero Spadaro. Ok, quindi lo stanno controllando. I sorveglianti della miniera sono coinvolti in vari crimini nella valle. Il nome dello stesso Spadaro è stato fatto una sola volta, dopodiché l'informatore è sparito. La setta l'avrà messa a tacere? Santo di Cristina ha rilevato la fattoria del signor Fazio. Fazio sostiene che Santo lo minacciava e derubava, ma il denaro non è mai stato trovato. Vincenzo Lorenzetti. Le indagini sul tuo conto non hanno portato a nulla. Che sia solo un pesce piccolo? Leone Galante, quindi c'hanno gli occhi sul Galante. Conosce tutti, ama giocare d'azzardo. Per gli agenti portuali sarebbe coinvolto nel contrabbando. Spesso visto in compagnia di Luca Trapani, uomo di Bernardo Torrisi. Sono solo consegne o c'è di più? Azzo. Agente Calzaghe, i rapporti del deposito giudiziario parlano di attività illegali, troppi furti durante i suoi turni, scavare nel suo passato. Bernardo Torrisi, la sua ricchezza non può venire solo dal vigneto. Era un famoso crumiro negli anni 90, nessun precedente, al contrario del suo amico Agostino. Nessuno ha nulla da ridire su di lui. Caso Ludovici, omicidio? Per mandare un messaggio? Chi è coinvolto? Ha contatti con il barone Fontanella e Ruggero Spadare. Nulla di concreto che porti a loro. Ok. Prendiamolo. Dove lo possiamo nascondere a questo? Ah, qua. Perfetto. Quanti bauli ci sono, eh? Verbale d'arresto. Oh, Corrado Bastoni. Perfetto, 27 anni, 1,83 m. Reato, tentato furto, aggressioni. Bastoni è stato arrestato alle 4 di pomeriggio presso il negozio di antiquariato Grimaldi dopo che il proprietario, Alce Grimaldi, ha chiesto aiuto in piazza. Secondo Grimaldi, Bastoni era stato sorpreso a intascare un orologio dal valore di 80 lire da suo figlio Riccardo Grimaldi, che l'ha subito affrontato. Bastoni è diventata aggressiva e ha iniziato ad azzuffarsi con Riccardo, procurandogli una ferita lacero contusa al volto.
Gli agenti hanno visto Bastoni aggredire Riccardo all'interno del negozio, hanno separato i due e hanno proceduto ad arrestare Bastoni. E lui dovrebbe essere l'ombra, no? Questo Bastoni. Qua si può aprire. Lì c'è un altro. Dov'è? Ci mettono tanto. O ammazzano, o poi te lo rientra. Dai. Piano piano li stiamo togliendo tutti di mezzo. Vediamo se anche lui ci entra nella cassa. Mi sa di sì. Quindi i corpi fino a 2 ci arrivano. Oddio. No, è sparito il corpo precedente. No, questa è una cacata, dai. Ok, fattura Wallace e Son. Combinazione impostata di fabbrica 000102 da modificare immediatamente. Quindi abbiamo trovato il codice della cassaforte. Eccola la cassaforte. Perfetto. Qua ci sono i danari. Qua ci ricolleghiamo. Riepilogo riparazione cassaforte. Riepilogo dei lavori eseguiti per la vostra documentazione. Sostituite due parti del meccanismo di chiusura. Per un po' la manopola non girerà più così agevolmente, ma la serratura funziona. Per avere i pezzi originali da Empire Bay ci vuole troppo tempo. E questo è il problema dei prodotti americani. Non capisco perché non ne abbiate prese una a Palermo. Effettivamente, ho cambiato la serratura con la combinazione impostata in fabbrica. Usate pure questa combinazione, ma consiglio di cambiarla al più presto. Se avete problemi sono a vostra disposizione. Lascio il conto al vostro commesso e Mentolia. Quindi abbiamo già la combinazione, la sappiamo. Una cosa sola voglio capire. L'altra porta, dove ci manda? Perché lì c'era un'altra porta. Lì sopra volendo si può anche salire. Ci sono 2 cassaforti. Marino, la tua cassaforte ha ancora la combinazione del mese scorso. Aggiornala prima dell'ispezione. Non ti coprirò un'altra volta. Quella del mese scorso. Modificare il primo di ogni mese. Registro combinazione ufficio di Marino. Febbraio, marzo, aprile, maggio. Quindi penso che sia l'ultima, quella di maggio, 1190-31. Sicuro. 28, 34, 12. Strano che mi sembra questa. Marino, ho spostato le lastre nella cassaforte di D'Amico. Voleva guardarle di nuovo prima di spedirle a Napoli. Se non l'avete già fatto, abbiamo bisogno di alcune fotografie per i nostri archivi. Assicuratevi che sia fatta prima del ritiro. La combinazione della cassaforte è 021962. Quindi c'è un'altra cassaforte ancora. Questo non mi ha dato nulla. Questa era 000102. Ne
possibile? Non ci sono i lasci. E allora dobbiamo andare per forza sopra. Mi pare che anche sei. Minchia, c'è gente sopra. Sì, perché abbiamo cominciato a correre. Vai, 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 vai. E che cazzo? C'è un altro nemico là sopra. Allora, picciotti, io ci sto provando a farlo stealth, senza fare errori. Apprezzate. Allora, quello che cos'è? Finalmente. Perfetto. Consegna al tenente. Finalmente quel bastardo di Messina sarà nostro. Se i colleghi di Napoli arrivano prima che sia tornato con quel criminale in custodia, apritegli pure la mia cassaforte. La combinazione è nel mio ufficio. Conto su di voi, tenente, d'amico. Ce l'abbiamo già la combinazione, vai tranquillo. E là c'è la statuetta, ovviamente. Perfetto. Tre, due, uno. Ah, fangolo, va. Che ci fa qua l'arma? Cose da fare. Maggio, combinazione modificata 021962. Ok. Pare buono. Qua abbiamo pure l'ornamento. E qui esimio colonnello De Rossi, la vostra recente missiva in cui mi si negavano ulteriori risorse per le indagini su una possibile setta criminale nella Valle Dorata mi preoccupa. Se il vostro rifiuto è legato alle mie capacità o alla carenza di prove, vi assicuro che sto raccogliendo informazioni incontrovertibili e che sono pronto a disegnare una squadra per approfondire l'inchiesta. Ho scoperto contatti fra i criminali della valle, quelli dei paesi e delle città vicini e persino all'estero. La portata di questo intreccio è maggiore di quanti molti possono immaginare. Dimostrerò i miei sospetti in tribunale se i giudici vorranno esaminare i miei casi. Se avete visto anche solo una parte delle scene orribili a cui ho dovuto assistere, capireste che questo gruppo è una minaccia reale. Il caso di Ludovici ne è solo un esempio. Vi prego di ripensarci prima che queste canaglie diventino intoccabili. Maggiore d'amico. Comunque il maggiore d'amico è veramente uno di quei pochi sbirri che veramente cerca di lavorare al massimo e di portare giustizia in questa valle. Cosa che tanti altri gli remano contro. Ufficiali stessi. Cacchio. Vai. Prendiamoci ste benedette lastre, va. 19 62.
Cazzo, l'allarme. E quindi alla fine non è valso nulla lo stealth. Dobbiamo sparare comunque. Ecco, perfetto. Minchia, controlla l'ufficiale del capitano. Come minchia nasi? Stanno andando su Ciperriera. Vai. Meno male che c'era l'arma. C'è un intruso! C'è il capo Donneglie! Non ti facciamo uscire, Nemo, da qua. Ah no? E faccio escere a questo che ti piace, non hai capito? Mi dispiace. Ah, finalmente quello c'è. E cade in terra, bastardo. Oh, meno male che non andiamo a fare siete. Esatto. No, se ne finiamo una cazzara. No, io ci riesce. Sentami. Amoninne. Andiamo a finire questa qua. Vai, prendiamo un po' di munizioni e danari perché qua si mette male. Quindi dobbiamo liberare Giuseppe. Giuseppe, qua siamo. Ti sa cos'è assai. Minchia, ce ne sono avoci. Come ce ne sono altri? Libera l'area delle guardie. Aspetta, aspetta. Facciamoci ballare la tarantella! Oh, non sapevi, man. Manco se lo facessero per travaglio. Un anno a fuori! Vai, nasconditi. Ah. Ma perché ho quest'arma? Io non volevo quest'arma, cazzo. Chi è che mi spara? Vai. Perfetto. Vai, esplodete. Ma no! No! Giuseppe, andiamo a muovere. Sì, amone. Dai che caschi fiumi, ah? Siamo liberi adesso. Che è successo? Poi, stava a tenere qua. Ah, chi vuole sbarrare le porte. Fermo. Girati. Maggiore d'amico. Lentamente. No, uccidiamo l'unico sbirro Hai buono. fatto un grave errore, picciottello. Tu scatte moto. A mia mi cosa piccoli malleazzi? alti. Prevedibile. Prevedibile sogno. So tutto di te, capisci? Ormai conosco i tuoi attacchi così come conosco la tua setta segreta. Troppo facile. Appena che ti tolgo quel fazzoletto, non avrai più nessun segreto. No, eh. Prima ci riesce, Troppo lento. Sono pure lento.
Ma è resistente. Minchia, lui... Giri a volto coperto, nascosto nell'ombra come un topo. Siete la peste della società. E chi da che fai tu la chiami giustizia? Ma va fanco! Senza onore sei, senza fede. Tu sei nudo mescato. Nudo miscato con niente, voleva dire. Siamo in difficoltà, Carusi. Gli salvò la vita. Lion. E allora monelle. E quindi D'Amico rimane ancora in vita. Strano che non gli hanno sparato. Minchia! E ora ti portiamo a casa e t'ammuccia. E noi che facciamo? Portiamo a Giuseppe in una conseria e ammucciamo pure io. Tutti ammucciati, vai. E assai sognisciamo il paese. Io a fortuna mi faccio lo sai. Ci siamo a cura, il problema non sta presente. E andiamo a chiedere. Enzo, Trasa, e calati essa, eh? Quindi ora ci dobbiamo nascondere. Sì, l'albergo. Ma peggio, bellissimo. Che minchia fu? Controlla il tuo appartamento. Che c'è nell'appartamento? Ah, Isabella. Perché ha scassinato la porta? Un poco di colore da giovasse, Caintra, sai? Mi stancai aspettare un invito da parte tua. Ragione hai, scusassi. E quindi decidi di venire tu stessa. Certe volte quando desideri qualche cosa, te la pigliare. Lo sai che succede se ti verano carinza? Eppure casugno. Sì, Tu stai rischiando. E magari tu. Tu lo sai cosa sogno io. E saccio magari che fai. Ma tu sei diverso. Tu non sei come l'auge. Ave una vita che sogno sola. Aspettando che canciasse qualche cosa. Che qualcuno potesse canciare sto mondo. È perché so che stai rischiando. Che tu che voglio durissi, Enzo. Ora tocca a te. E quindi finisce così. Che consumano il loro amore. Picciotti, il video si conclude qua. Quindi grazie per il supporto, grazie veramente di cuore. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e un commentino e ci vediamo nel prossimo. È incredibile, è mafiosissimo, capito? Ciao!